La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Telespettatori di TVM, ben trovati anche per questa nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ieri abbiamo parlato di Serie D, abbiamo avuto in studio addirittura anche la Coppa Italia di eccellenza vinta dall'Unitas Sciacca, abbiamo avuto in studio proprio il suo presidente. Oggi invece parliamo solo del campionato di promozione e devo dire che ci sono state parecchie sorprese, pertanto iniziamo subito, però non con i risultati delle partite di domenica, ma con il quadro invece delle partite che si sono svolte per quanto riguarda la Coppa Italia proprio del campionato di promozione. Parliamo del turno degli ottavi di ritorno, eccola qua la schermata. Adesso partiamo ufficialmente invece con il quadro completo delle partite che invece si sono disputate domenica e partiamo subito con il girone A. Domenica si è disputata la quarta giornata, subito i risultati. Alcamo 1928 batte Aspra 5-2. Atletico Partinico batte Sport Palermo 3-2. Vince 3-0 il Gemini Calcio fuori casa contro il Casteltermini. Pareggio tra Città di Casteldaccio e Fulgatore 1-1. 2-0 per l'Aragona Calcio contro il Mazzara 46. Vince anche il Salemi 2-1 contro il Camporeale Calcio. Vittoria esterna per il Città di Marineo Calcio 5-1 contro il Terasini Mundi ed infine Valderice Calcio batte Margheritese 2018 4-0. Continua la marcia solitaria per l'Aragona Calcio in testa già da parecchio tempo in questo girone A del campionato di promozione. La troviamo infatti ancora al primo posto con 48 punti, con 45 Gemini Calcio, 42 Alcamo 1928, con 40 Città di Marineo Calcio, 35 punti Atletico Partinico e Margheritese 2018, con 31 Valderice Calcio, con 30 Salemi, 23 punti Sport Palermo, con 22 Fulgatore, con 20 Mazzara 46, 19 punti per il Casteltermini, con 17 il Città di Casteldaccia, con 16 Camporeale Calcio, 7 punti per l'Aspra ed infine ultima in classifica il Terasini Mundi con 5 punti. Namio che con una finta di corpo fa secco Pizzolato, ancora Namio, il duello con Pizzolato superato agevolmente in velocità, Namio che poi va alla conclusione col mancino e quando siamo al 6° minuto di gioco si sblocca la contesa del Nino Vaccare, durato appena 6 minuti scarsi l'equilibrio qui allo stadio comunale Nino Vaccara, si è portata subito in vantaggio la formazione dell'Aragona con questa incursione solitaria da parte di Namio che ha superato Pizzolato in velocità e poi ha battuto Giacomo Rustico con un sinistro che è andato a insaccarsi sul secondo palo. Dunque quando siamo al 6° minuto Mazzara 0, Aragona 1, autore del gol Namio. Che dire, sono emozionato perché quando ritorno sempre in questa città, ricevo sempre la chiamata del Mazzara Calcio, sono sempre lusingato. Qui ho fatto tanti anni, ci ho sempre dei bei ricordi e so di avere anche tanta responsabilità perché non dobbiamo dimenticare che questa è una panchina dove nel vecchio trascorso ci sono stati tantissimi allenatori con un bagaglio tecnico importante, dico non per ultimo mister Filippo Cavataio che ho avuto il piacere e l'onore di averlo quest'anno. Tre piedi, guida la ripartenza dell'Aragona proprio sulla sinistra per Zammito che poi mette in mezzo per Genova che non perdona e col mancino fa 2-0, punito subito l'errore del Mazzara e al 24esimo il numero 9 Genova porta a 2 le marcature. Sono contento di aver accettato questo progetto.
L'unica cosa che posso dire è quello che darò a me stesso per poter far sì che questa squadra possa un po' rialzare il morale, che al momento è un po' sotto i tacchi, e che possiamo portare magari un po' di risultati positivi per far riaffiorare un po' l'entusiasmo in questa città. E passiamo adesso al quadro completo del girone B. Domenica 24 si è svolta la quarta giornata, subito la schermata dei risultati. Orlandina Calcio batte Futura 5-1, Sant'Angiolese batte Monforte San Giorgio 4-0, Nicosia batte Città di Galati 3-0, vince fuori casa anche il Torregrotta 2-0 contro il Città di Mistretta. Comprensorio del Tindare batte Alontina 3-0, Profalcone batte Gangi 1-0, Lascari Cefalù batte Nuova Rinascita 4-1 ed infine Promende Calcio che vince in casa lo scontro contro il Città di Villafranca 2-0 il risultato finale. Con la contemporanea sconfitta del Città di Villafranca allunga ancora in classifica il Lascari Cefalù. Lo troviamo infatti al primo posto con 46 punti e con 39 Città di Villafranca, 38 punti Nicosia con 36 Orlandina Calcio, 32 punti Promende Calcio con 30 Futura, 28 punti per il Profalcone con 26 Comprensorio del Tindari, 24 punti Torregrotta 73 con 23 Nuova Rinascita e Gangi, 22 punti Aluntina con 14 Città di Mistretta, 12 punti Sant'Angiolese con 11 Città di Galati e Monforte San Giorgio. Nicosia, Orlandina Calcio, Torregrotta 73, Nuova Rinascita, Città di Mistretta e Sant'Angiolese una partita in meno. Il Lascari Cefalù torna a giocare tra le mura amiche dello Stadio Ilardo e lo fa affrontando la Nuova Rinascita in una partita da sfruttare a tutti i costi per provare quantomeno a mantenere il distacco in classifica. La squadra guidata da mister Comito cerca di spingere fin dai primi minuti con il piede sull'acceleratore. Dopo un paio di minuti c'è un calcio di punizione per Tarantino, la palla sulla barriera, poi ancora Tarantino con la palla che arriva in area di rigore, parata dal portiere, arriva Cotugno, ma sulla ribattuta l'attaccante è in fuorigioco, fa comunque la partita. La squadra in maglia giallo-rossa qui con questa azione sulla sinistra con la palla che rimane in area di rigore, poi capita sui piedi di Capitan Fazio. Mattos la respinge in volo d'angelo evitando guai peggiori. O ancora il Lascari Cefalù che attacca, passano ancora 2 minuti, siamo al settimo con la palla che arriva tra i piedi di Pastorella, il quale carica il destro dalla distanza, la palla che attraversa tutta l'area di porta. Poi al 21esimo c'è l'attacco sulla sinistra del Lascari, arriva imperante sul primo palo Moccio, il quale però non inquadra lo specchio della porta. Passano altri 3 minuti e il bomber del Lascari prova a girarsi in area di rigore, c'è la deviazione, la palla spiove per sua sfortuna sopra la traversa, ma passa un minuto, batti e ribatte all'interno dell'area della Nuova Rinascita, la palla rimane in area e poi sui piedi di Peppe Fazio, minuto 25, passa in vantaggio il Lascari Cefalù con il suo capitano, con il suo giocatore più rappresentativo almeno in termini di esperienza con questa maglia, sblocca la partita. Poi al 35esimo ancora Lascari che attacca con la palla che arriva nuovamente sui piedi di Fazio, conclusione che fa la barba al palo alla destra di un Mattos che sembrava ormai battuto. Poi ancora il capitano del Lascari Cefalù, come stiamo per vedere dopo questa lunga azione sulla destra, apparecchia per la conclusione, questa volta ancora meno precisa di quella precedente. Con le immagini però passiamo al secondo tempo con l'azione che si sviluppa da sinistra a destra, la palla arriva sui piedi di Pastorella, il quale scarica questa bordata da pochi metri, la mette all'angolino opposto dove non può arrivare Mattos, inchino dell'ex Don Carlo Misilmeri che raddoppia per la sua squadra. Poi minuto 53, calcio di punizione per il Lascari Cefalù, ci prova dalla sua mattonella Peppe Fazio, la palla scende troppo tardi rispetto alle sue intenzioni e dunque sorvola la traversa, ma ancora Lascari Cefalù dominante in questa partita, cross dalla destra per il colpo di testa di Mocciolo, smanaccia in qualche modo Mattos che poi la va a prendere sulla ribattuta. Un paio di minuti dopo Pastorella devastante sull'out di destra, resiste anche una carica, arriva sul fondo, mette in mezzo un tiro cross sul quale non riesce ad arrivare nessuno, in primis Mocciaro, ma passano pochi minuti. 63esimo, ancora Pastorella con la giocata sulla destra, il cross che arriva al centro per la girata in torsione vincente da parte di Cotugno che torna a segnare
davanti al pubblico amico. E allora al 63esimo chiude la pratica il Lascari Cefalù, che cala di intensità inevitabilmente, concede qualcosa alla Nuova Rinascita. Qui al minuto 71 la conclusione di John Gambo con la palla che si perde fuori da buona posizione. Passa per un minuto e c'è questa azione sulla sinistra da parte della formazione pattisana che arriva sul fondo, c'è un tocco di mano in aria e allora calcio di rigore in favore della Nuova Rinascita. Dal dischetto si presenza Anzonuccio a tu per tu con Mammano, il quale viene spiazzato nettamente. 3-1. Nuova Rinascita che accorcia le distanze, ma passa un altro minuto e c'è ancora un attacco molto pericoloso creato proprio dalla formazione ospite, ancora con la difesa del Lascari molto alta, in qualche modo prova ad uscire, riesce ad uscire man mano, ma la palla finisce direttamente sui piedi di John Gambo, che non inquadra la porta, con lo specchio completamente libero, occasionissima per riaprire la partita. E allora rialza i giri del motore il Lascari Cefalù, che non poteva non affidarsi a Danny Mocciaro. Minuto 76, ancora in gol, torna a segnare a Lilardo il bomber, il simbolo del Lascari Cefalù, che chiude i conti, cala il poker e regala di fatto 3 punti alla sua squadra. Ultimi tentativi della partita con la Nuova Rinascita che cerca la conclusione. Bravo Mammano questa volta sulla conclusione dalla distanza di Briganti. Infine ultimo tentativo da parte di Bocciuei su calcio di punizione di Fazio, ma non c'è più tempo. Il direttore di gara fischia 3 volte, il Lascari Cefalù vince e allunga. Giornata fondamentale nel girone B di promozione con la Promende che ospita allo Scirea il Città di Villafranca. Si incrociano i destini del primo posto in classifica con quelli dei playoff. Il Città di Villafranca vuole restare agganciato al Lascari Cefalù che ospita tra le mura amiche la Nuova Rinascita. La Promende punta a superare la Futura Ploro che nell'anticipo del sabato è stata sconfitta 5-1 dall'Orlandino. In caso di successo i giallorossi acciufferebbero il quinto posto in classifica. Gabriele Vatti, tecnico della Promende, sceglie Lima, Santoro, D'Agostino, Curro, Lembo, Dama, Silvestri, Spaticchia, Pantano, Cambria e Soue. Risponde il Città di Villafranca di mister Caragliano con Taranto, Pecora, Laquidara, Ferraù, Misiti, Bellinvia, Marullo, Alessandra, Rivaneira, Bucolo ed Errante. Arbitra l'incontro il signor Patrizio delle sezioni di Palermo, assistito da Termini ed Errante, anche loro di Palermo. E si parte sotto una pioggia torrenziale, c'è Cristian Ferraù sul punto di battuta, Lima in tuffo, mette in calcio d'angolo, subito pericoloso il Città di Villafranca. Pantano si accentra, se la sposta sul mancino e calcia, Taranto lo attende lì e blocca. Non accenna a diminuire la pioggia a Santa Lucia del Mela, attenzione qui al Città di Villafranca con Marullo che controlla al limite e la mette dentro, di un soffio manca l'aggancio Errante, una grande chance per il Città di Villafranca ed è fuori Taranto, dentro Morabito tra le file del Città di Villafranca. Soue, il traversone dentro, la palla che schizza sul secondo palo dove c'è D'Agostino che controlla e calcia. Alla prende il giro esterno e si perde sul fondo. Sono sul punto di battuta Curro e Cambria la punizione, calciata centralmente, blocca Morabito, poi cade nel contatto con un avversario. Palla sventagliata sul settore di sinistra, la arpiona Soue dopo il tocco di Pantano, ancora Soue la mette sul secondo palo dove sbuca Silvestri, grande chance e occasione fallita di un soffio dal 7 di casa. Il disimpegno all'indietro su Morabito, attenzione al disimpegno che non è perfetto, la palla girata in porta con il sinistro e il gol di Cambria, la Promende in vantaggio, l'errore di Morabito. La magia di Cambria che la fa girare sul primo palo, un tiro strettissimo. Pioggia torrenziale, Ferraù allarga sul settore di sinistra, la palla scodellata verso il centro, stacca Herrera altissimo, non riesce però a schiacciare la sfera che si perde alta sopra la traversa. Gestisce palla bene qui con ottimo gioco di gambe Rivaneira, la palla allargata a destra dove sale coi tempi giusti Misiti, poi c'è il tocco dentro di Alessandra per Marullo, Lima fa una gran parata. D'Agostino allarga su Soue che la può mettere dentro, colpo di testa di Pantano, segna sempre Daniele Pantano, segna ancora Daniele Pantano, stacco di testa imperioso da centravanti vero. Che gran palla però che ha messo Soue dentro.
Ferraù sul punto di battuta si è calmata adesso un po' la pioggia, il traversone dentro di Ferraù, Lima in 2 tempi, sventagliata sul settore di sinistra, grande stop di Laquidara che dà un occhio dentro, tentenne Laquidara, poi la mette dentro, grande chance per il Città di Villafranca, era sbucato Ferrara, centro aria, ancora Ferrara. Tocco su Ferraù, traversone sul secondo palo, non ci arriva ad un soffio di Natale. Bucolo gestisce palla, la scambia con Ferraù, prova a far tutto da solo Ferraù. Conclusione insidiosa. Fuori Curro, quindi entro con il numero 18 Gioele Ballarò. Cambria mantiene la sfera in campo, da un occhio dentro il traversone con il mancino profondo. Non c'è più tempo, arriva il triplice fischio del signor Patrizio e una grande vittoria della Promende sul Città di Villafranca, gara decisa nel primo tempo dalle reti di Cambria e Pantano che inchiodano il 2-0. Scappa il Lascari Cefalù in testa alla classifica del girone B di promozione, adesso a più 7. È il momento adesso di parlare del girone C. Qualche risultato a sorpresa, ma comunque si conferma ancora leader indiscussa la squadra del Calcio Santa Venerina. Questa è la schermata dei risultati. Atletico Messina, Bronte Calcio 2024 1-1, AC Bonaccorsi Calcio batte Atletico Catania 3-1, sospesa Città di Mister Bianco e Sant'Alessio, vittoria fuori casa per il Città di Mascali 3-0 contro il Santa Domenica Vittoria, Riviera Nord batte Belpasso 2014 1-0, pareggio tra Città di Aci Sant'Antonio e Santa Venerina Calcio, rinviata al 15 febbraio Valdivisi Calcio Ionica FC. Come vi avevo già anticipato, Calcio Santa Venerina sempre più solo in vetta. Al primo posto questa settimana con 46 punti, con 33 Città di Aci Sant'Antonio e Belpasso 2014, 30 punti Ionica FC, con 26 Valdinisi Calcio e Riviera Nord, 25 punti Città di Mascali con 24 Bronte Calcio 2024, 23 punti Sant'Alessio con 21 Aci Bonaccorsi Calcio, 17 punti per il Città di Mister Bianco, con 13 Atletico Messina, con 12 Atletico Catania ed infine con 0 punti il Santa Domenica Vittoria. Città di Mister Bianco, Sant'Alessio, Valdinisi Calcio e Ionica FC una partita in meno. Zona sicurezza di classifica nel mirino dell'Aci Bonaccorsi che torna alla vittoria dopo 2 sconfitte di fila come da pronostico, supera l'Atletico Catania. Si chiude gennaio ed è una partita con 3 punti dal sapore particolare e l'ultima in panchina di Peppe D'Antone che saluta dal punto di vista tecnico i suoi dopo oltre un anno di conduzione. La partita è archiviata nel primo tempo. Prima Cerasuolo lanciato da Sferrazzo non ha ancora il piede caldo davanti a Pandolfo, portiere ospite. Poi Calarco telefona il possibile 1-0 al termine di questa combinata. Abramo strano con lancio profondo che non porta i frutti sperati. Calarco invece riesce a marcare al quinto sbloccando il risultato. Inizia dal basso Sferrazzo, Nicosia e Isaia apparecchiano, il centravanti rifinisce e fa 1-0 segnando il suo quarto gol stagionale. Quasi stessi protagonisti per il raddoppio a carte mescolate, Calarco indietro per Abramo, Nicosia con medesima dinamica dell'1-0, raddoppia al nono e per lui sono 5 i gol in stagione. Papalardo para un tiro di Randis al 20°, mentre Cerasuolo sembra più convinto in zona gol. Qui, dopo aver scambiato con Strano, finisce per accarezzare la trasversale con un bel tiro a incrocio. Poi è il turno di Strano, servito da Isaia. Pandolfo salva tutto per capitolare poi al minuto 29, quando Nicosia da corner telecomanda per la testa di Scorciapino, il quale si toglie lo sfizio di realizzare il primo gol in stagione così, 3-0 con questo deciso colpo di testa. Restano da vedere una copertura stilosa di Racca su Randis, superata la mezz'ora, e un altro tentativo sull'asse Strano-Cerasuolo, lanciati da Tonsuso più sponda di Calarco, anche qui palla che finisce alta. Break atletico al 43esimo, accorcia le distanze, l'ex Palazzolo mette in mezzo Perconè che manda tutti negli spogliatoi sul risultato che poi si rivelerà quello finale, anche se rimane il tempo per un'ultimissima chance prima del recupero e su questo tiro da 20 metri di Abramo salvato in angolo dall'estremo ospite.
Ripresa, altro lancio di Tonsuso per lo scatto di Cerasuolo che conclude alto. Niente gol per lui oggi, quindi dall'altro lato prima Pappalardo costretto al salvataggio in extremis su un avversario e poi Licciardello che colpisce una traversa, occasione che rischia di riaprire il confronto. E qui l'Aci Bonaccorsi si salva con un po' di fortuna. Cambi dalla panchina dentro Abbascià per Strano e poi esordio per due nuovi attaccanti di professione, Giovanni Sicali per Cerasuola e a metà ripresa Ignazio Viglianisi rileverà Calarco, in mezzo dentro la Spina per Nicosia. Una chance ce l'ha pure Racca, servito da Nicosia, appunto poco prima di uscire. Tiro che non va a buon fine al quarto d'ora e poi Sicali, che su questo sombrero di Isaia consente ad Abramo di smistare a sinistra per Isaia, che nel frattempo ha guadagnato metri. Calarco riceve e colpisce, trovando però solo fondocampo, ovviamente il tutto, prima di lasciare anche lui il terreno di gioco. Quindi ancora un assist di Isaia per le nuove punte, Viglianisi più Sicali, tiro alto al 7. Ultimo cambio, Fazio per Racca per un finale che ci racconta qualche altra palla gol dell'Aci Bonaccorsi, come questa che inizia dalla Spina, prosegue su Viglianisi e alla fine termina con un tiro cross da fondo campo di Abbascià senza sviluppi di sorta. L'Aci Bonaccorsi allunga di più 8 sui play-out e strizza l'occhio con le dovute cautele al quinto posto dopo 18 giornate, che è quasi metà del girone di ritorno. Prossimo appuntamento a Santa Teresa Riva in casa della Ionica, quando scoccherà l'1 febbraio. Mister Pippo Indelicato, sconfitta 3-1, una partita che insomma all'inizio sembrava messa veramente male, poi nel secondo tempo è uscita la squadra, probabilmente in questo momento manca qualcosa, si lavora principalmente forse per trovare una posizione nei play-out e poi giocarsi tutto magari possibilmente contro l'Atletico Messina. Hai detto tutto, Ettore, hai detto tutto in poche parole. L'obiettivo nostro attualmente è rimanere in piedi e cercare all'ultima partita di giocarci tutto nell'ultima partita. I ragazzi sono partiti male, un po' diciamo hanno dei grossi problemi o grossi limiti, lo sappiamo tutti. E poi si sono ripresi un po', abbiamo colpito una traversa sul 3-1, si poteva riaprire la partita, però onestamente non c'è, il risultato è giusto, che premia la squadra che ha creato più occasioni da gol. Un cammino molto tortuoso questo dell'Atletico Catania, ancora una volta la partenza sprint, qualcuno aveva già parlato di un miracolo, poi molte cose sono cambiate, credo che comunque vi faccia onore rimanere a tenere a galla questa barca. Sì, in effetti il programma all'inizio era completamente diverso, avevamo un gruppo importante, poi per varie vicissitudini che la maggior parte lo sanno, se ne sono andati qualcosa come 18 giocatori, abbiamo preso 18 ragazzi che onestamente in questa categoria hanno giocato pochissimo, per non dire quasi niente. L'importante è che teniamo viva l'Atletico Catania per arrivare appunto a quell'obiettivo che ci siamo prefissati ora in questo momento. Voglio sentire anche un tuo parere su questo girone C, dove il Calcio Santa Venerina probabilmente ha dimostrato nel corso soprattutto del girone di andata di avere veramente all'interno un gruppo fortissimo, una società che ha grandi obiettivi. Dopo il Calcio Santa Venerina, quali sono le società che ti hanno particolarmente impressionato? Le squadre che sono attrezzate, che a mio avviso hanno fatto una buona impressione, oltre che quelli che sono in testa, Agi Sant'Antonio, Beppasso, una buona impressione me l'ha fatta anche il Valdinisi. C'è anche la Ionica, il Bronte. Non mi veniva la Ionica, che mi ha fatto una buona impressione, ha una buona intelaiatura, anche se quando l'abbiamo incontrata noi allora gli mancavano tanta gente, però ha una società importante alle spalle, fanno i professionisti in questa categoria. E sono le squadre che a mio avviso sono più attrezzate per poter arrivare i primi 5 in classifica per fare i playoff. Poi tutti gli altri sono equilibrati per poter, se praticamente infili 3-4 risultati utili consecutivi, ti inserisci nei playoff. Se ne perdi 2-3 rischi seriamente di essere impelegato nella retrocessione. Anche se a mio avviso in questo momento quasi i giochi sono tutti fatti, e credo che per i play-out siamo noi e l'Atletico Messina. Santa Domenica Vittoria credo che alla lunga non ce la farà ad agganciarci, perché sono troppi punti di distacco.
Capitano Sferrazzo 3-1 contro l'Atletico Catania, ma la notizia che insomma ci ha sorpreso un po' tutti è quella che il mister lascia la squadra, quindi da martedì un nuovo allenatore, ma credo che comunque l'obiettivo rimanga sempre quello, cioè di una salvezza prima possibile per concludere alla grande questa seconda stagione della Cibonaccorsi. Sì, senz'altro è una notizia, un fulmine a ciel sereno, possiamo dire, non ce l'aspettavamo, però prendiamo atto delle decisioni del mister. È giusto che se lui si rende conto di dover fare un passo indietro, noi lo accompagniamo in questa scelta e ora attendiamo con ansia il nuovo allenatore. Che partita è stata quella di oggi contro l'Atletico Catania? C'è stata una partenza super, 3 occasioni da gol entro 3 minuti, poi sono arrivati 3 gol, poi qualcuno probabilmente ha spento anche la luce. Finalmente abbiamo approcciato una partita nella maniera corretta, siamo andati avanti, abbiamo giocato a 2 tocchi come è giusto che si giochi a pallone e abbiamo dimostrato subito che noi eravamo superiori. Poi, come spesso succede in queste partite, ci siamo abbassati un po' a livello dell'avversario, abbiamo fatto un tocco in più, abbiamo cercato magari un po' la giocata personale e quindi abbiamo rischiato perché loro hanno fatto su un'azione, una bella azione, hanno fatto un gol. Poi entrati al secondo tempo hanno preso una grande traversa, oggettivamente è stato un bel tiro con un grande intervento di Alessandro, il portiere. E se quella palla fosse entrata avremmo avuto grossi problemi, invece non è andata così, alla fine la partita l'abbiamo gestita tranquillamente, però sono partite che devi chiudere, sono partite che abbiamo avuto le occasioni, abbiamo le qualità per fare più gol e divertirci veramente, invece restiamo un po' sul chi va là, cercando di stare concentrati al massimo. Pareggio in rimonta per l'Atletico Messina che al Sorbello Stadium ferma un ottimo Bronte, squadra composta da calciatori di grande esperienza. Parte meglio il Bronte di mister Gianluca Catania, subito pericoloso dopo appena un minuto. San Filippo calcia col sinistro ma il pallone termina sull'esterno della rete. È il preludio al vantaggio rossonero che arriva al 10° sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Matteo Spitaleri anticipa tutti e batte Previti firmando l'1-0 per il numero 10 Etneo. È la 7ª rete in campionato che fa esplodere la panchina del Bronte. La reazione dell'Atletico Messina è immediata. Di Natale viene inizialmente fermato in posizione di fuorigioco sul servizio di Murò, poi ci riprova col sinistro in area, trovando però la grande risposta del portiere Citraglia, decisivo nel mantenere il vantaggio. I padroni di casa aumentano la pressione, la squadra di Giuseppe Midiri protesta in 2 occasioni per la mancata concessione di un calcio di rigore, prima su Tiano e poi su Guglielmo, ma per il direttore di gara non c'è nulla. L'Atletico insiste, Guglielmo crossa dalla sinistra, Citraglia interviene e disinnesca. Il portiere Etneo è ancora protagonista sulla conclusione di Garufi, ma al 38° arriva l'episodio che cambia la gara, fallo di mano in aria. Questa volta il rigore viene concesso. Dal dischetto Thiago Silva è freddo, spiazza Citraglia e firma l'1-1 per l'attaccante e la prima rete in maglia bianco-azzurra. Il Bronte non resta a guardare, poco dopo Bomber Saccullo va vicino al nuovo vantaggio con un colpo di testa che termina alto sopra la traversa. Al 40° è ancora Saccullo a servire San Filippo, il cui tiro sembra destinato in rete ma sulla linea salva tutto Tiano, evitando il peggio per l'Atletico. Nella ripresa sono ancora gli etnei a rendersi pericolosi con 2 calci piazzati che però non impensieriscono più di tanto Previti, sempre attento tra i pali. Al 70° cambio forzato per mister Catania, costretto a sostituire l'infortunato Prestianni. Nel finale l'Atletico Messina prova a completare la rimonta, Parisi ci prova con una conclusione che sfila di poco al lato, Midiri cambia, fuori Barbosa, dentro Bombaci, ma il risultato non cambia più. Al triplice fischio è 1-1, l'Atletico Messina sale a 13 punti, scavalca l'Atletico Catania e si porta in terzultima posizione, ora 5 lunghezze dalla salvezza. Il Bronte invece sale a 24 punti, confermandosi al 7° posto a sole 2 lunghezze dalla zona playoff. Un pareggio esterno contro il Mascali che non ha comunque scalfito il percorso e l'entusiasmo di un grande Aci Sant'Antonio che vuole tenersi stretta la zona nobile della classifica.
E per dimostrare per l'ennesima volta il proprio valore arriva la prova del 9, anzi di più, il Super Santa Venerina, che ha fin qui fatto macerie di questo campionato con tutte vittorie ed un solo stop. Prima fiammata al minuto 3 ed è di quelle folgoranti. Bella in mezzo al campo, recupera e riesce a toccare per Barbagallo, che alza la testa e vede Fichera con un'autostrada davanti, può puntare la porta, salta secco il proprio avversario e poi dalla sua zolla, solito finale più che scontato, sediata all'angolino e in vantaggio l'ACI Sant'Antonio. Ovviamente Matteo Fichera a fare 1-0 devastante quando punta l'uomo semplicemente fenomenale, il numero 7 biancazzurro che porta avanti i suoi. Spingono ancora i padroni di casa, Barbagallo a condurre, mira la porta ma viene murato, secondo tentativo col sinistro forte, pallone che alla fine viene respinto e messo in angolo. Tocca quindi al Santa Venerina rispondere e lo fa con questa traccia lunga per Carbonaro che al volo sfiora l'angolo basso. Al 16esimo però da azione d'angolo Sinatra dalla bandierina tocca Gallo che non riesce ad allontanare, c'è Carbonaro che si gira così, destra a giro che dà un bacio al palo ed è 1-1. Gol da super attaccante, qual è il capitano santavenerinese, tutto da rifare per l'ACI Sant'Antonio. Risposta dei padroni di casa al 25esimo con l'angolo di Barbagallo in mezzo all'area Lopresti, spara alto sopra la traversa. Chance enorme questa per l'ACI Sant'Antonio, ma è enorme anche la chance che capita a Sinatra nel finale sul lancio di Basile dalle retrovie che passa, se la ritrova lì il 10 ospite che col sinistro non inquadra lo specchio. L'ultimo grande brivido del primo tempo su questo assist fenomenale di Sinatra. Motta in mezzo all'area, tocca male De Leonardis sulla luna. Finisce così la prima frazione, 1-1 al riposo. Nella ripresa subito ACI Sant'Antonio a partire forte, Barbagallo pesca Lopresti in mezzo all'area che aggancia benissimo, poi col destro calcia male. Minuto 5, punizione interessante, 25 metri per i padroni di casa. Va Gallo col suo destro che passa la barriera, ma soprattutto trova il varco vincente. Super gol di Agostino Gallo, il capitano riporta avanti i biancazzurri 2-1. Traiettoria perfetta, quella disegnata dal regista sant'antonese, nulla da fare per Maniscalco. Di nuovo avanti di 1 i padroni di casa, da un lato all'altro punizione stavolta di Sinatra per il Santa Venerina, destro illuminante, Biondi cala la sbarra e dice di no. Siamo già dall'altro lato, ancora un piazzato, stavolta per l'ACI Sant'Antonio. Genovese disegna sul secondo palo per Fichera che alza un campanile, stacca Lopresti. Maniscalco la tiene incredibilmente lì sulla linea e salva i suoi. Ad un passo dal 3-1 l'ACI Sant'Antonio, ma ad un passo dal 2-2 poco dopo il Santa Venerina con questa azione di Biondi che se la ritrova lì. Cristian Biondi para tutto. Al 35esimo poi proteste sant'antonesi per un possibile penalty negato. Barbagallo dalla bandierina sul secondo palo, Gallo viene scaraventato giù, non c'è nulla per il direttore di gara appostato ad 1 metro. Passano poi soltanto 3 minuti, Zanella punta a Genovese, sterza verso il fondo, contatto tra i due, falloso, secondo l'arbitro, e dunque chance importante per il Santa Venerina e per i suoi saltatori. Sinatra disegna in mezzo, sbuca Fabio Mongelli che in girata col sinistro trova la zampata vincente e fa 2-2. Il guizzo del grande attaccante la risolve lui per la capolista. E sarà di fatto questo poi l'ultimo frame di questa sfida che termina così. Triplice fischio al comunale di ACI Sant'Antonio e 2-2 tra i padroni di casa ed il Santa Venerina al suo primo pareggio in campionato. Sant'Antonesi che torneranno in campo domenica contro l'Atletico Catania.
Davanti al pubblico del Sorbello Stadium il Riviera Nord firma una vittoria di grande peso superando per 1-0 il Belpasso, seconda forza del girone C di promozione. Un successo che vale la quinta affermazione consecutiva tra le mura amiche e che consente alla formazione biancorossa di restare pienamente in corsa per la zona playoff. La squadra di Mister Broccio riscatta così il passo falso esterno di Santa Teresa di Riva contro la Ionica al termine di una gara combattuta e decisa nel finale. Il primo tempo scorre via senza grandi sussulti, il Riviera prova a rendersi pericoloso in avvio ma viene fermato da una segnalazione di fuorigioco, mentre Brancato tenta la conclusione col destro senza però inquadrare lo specchio della porta. L'occasione più nitida della prima frazione però di marca ospite. Al 23esimo Luca va vicino al vantaggio per il Belpasso ma Capilli si supera e salva il risultato. Nella ripresa il Riviera Nord cambia passo e aumenta la pressione. Al 60esimo Portovenero serve Buda che prova il sinistro ma la conclusione è troppo debole e viene bloccata senza affanno dalla rosa. 3 minuti più tardi è il Belpasso a farsi vedere con Castelli, il cui colpo di testa termina di poco fuori. Poi tornano a spingere i biancorossi e al 70esimo è ancora Buda a cercare la via del gol con un sinistro dalla distanza che si perde al lato. Poco dopo il tecnico Broccio decide di richiamarlo in panchina per inserire D'Amico. Il Riviera continua a spingere e si rende nuovamente pericoloso con Ambriano, fermato dalla tempestiva uscita di La Rosa. L'azione prosegue con Portovenero che mette un pallone insidioso in mezzo tra le proteste dei padroni di casa per un possibile tocco di mano, ma per l'arbitro non c'è nulla e si continua a giocare. La perseveranza dei locali però viene premiata all'81esimo quando Arena raccoglie in aria il cross dal fondo di Portovenero e con un destro preciso batte La Rosa facendo esplodere il Sorbello Stadium. Per il classe 2000 biancorosso è la quinta rete stagionale, un gol pesantissimo che indirizza il match. Nel finale il Riviera va vicino anche al raddoppio al 90esimo, ma Ambriano viene fermato sul più bello da un intervento decisivo di Strano. Subito dopo Broccio è costretto a un cambio forzato con l'uscita di Brancati per infortunio e l'ingresso di Coppoletta, ma al 93esimo i padroni di casa restano in 10 uomini per l'espulsione diretta di Portovenero, entrata dura su Sant'Onofrio, mentre nei minuti di recupero lascia il campo anche il match winner Arena, sostituito da Bertuccelli. Dopo 8 minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce la festa del Riviera Nord. I biancorossi salgono così a quota 26 punti, restano agganciati al quinto posto in attesa del recupero della Valdinisi, mentre il Belpasso rimane fermo a 33 punti e viene agganciato in seconda posizione dall'Aci Sant'Antonio. E chiudiamo il tabellino del campionato di promozione, lo facciamo con il girone D. Girone D dove continua la marcia straordinaria della Priolo FC, ancora una volta vincente. Ma guardiamo i risultati di domenica. Scicli Città di Canicattini 2-2, Calat Serra di Falco 0-0, Acragas SLP batte Sommatinese Calcio 4-0, Notocalcio batte Frigentini 5-0, Atletico Megara batte Gela 2-0, vince fuori casa il Priolo FC 1-0 contro la Gimminica Scordia ed infine Santa Croce Soccer che vince 3-1 contro il Pro Ragusa. Priolo FC ancora una volta vincente anche fuori casa, pertanto guardiamo la classifica dove troviamo la squadra siracusana al primo posto con 49 punti. Con 42 Acragas SLP, con 30 Santa Croce Soccer, 29 punti Gimminica Scordia, con 28 Pro Ragusa, con 27 Notocalcio, 25 punti Città di Canicattini, con 22 Atletico Megara e Calat, 21 punti Serra di Falco, con 19 Sommatinese Calcio, 11 punti Scicli, con 8 il Frigentini, ultima in classifica il Gela con 2 punti. Al Comunale di Aragona l'Agragas di Mister Catania va a caccia di riscatto dopo il pareggio per 1-1 maturato sul campo del Noto, risultato che ha ulteriormente complicato i piani di promozione diretta dei biancazzurri. Serve una risposta immediata sul terreno di gioco per non vedere allontanarsi ulteriormente la vetta attualmente occupata dal Priolo distante 7 lunghezze, un margine che obbliga l'Agragas a non commettere altri passi falsi. Avversaria di giornata la Sommatinese reduce da un roboante 7-0 inflitto alla Vigor Gele, attualmente 11
11ª in classifica con 19 punti all'attivo. Sfida da non sottovalutare per i padroni di casa contro una sommatinese in fiducia e senza particolari pressioni di classifica, pronta a giocarsi le proprie carte al Comunale di Aragona, dove grazie all'immagine a cura di Andrea Cappadone abbiamo visto la premiazione di Charles King come miglior giocatore del mese di gennaio. Prima di passare a raccontarvi il film di questa sfida, ci mette appena 180 secondi a passare in vantaggio il Gigante dalla solita pennellata da corner di Jama, incornata nel cuore dell'area di rigore di Marrone, che porta in vantaggio i locali. La prima rete in maglia azzurra per il nuovo acquisto del direttore Giancarlo Rosato. Risposta degli ospiti che sfrutta un'uscita errata e la retroguardia locale. Bamba ci prova dalla distanza, attento Manna a distendersi. Al settimo recupero palla alto di Marrone che rilibera al tiro Jama, mancino potente ma non preciso. Al quarto d'ora lancio dalle retrovie, Tripoli e Ten Lopez possono duettare con l'11 che attacca la profondità, prova lo scavetto ma si oppone Giardina. Al 20° punizione defilata, mancino arcuato di Jama da girare la linea difensiva, provvidenziale intervento in chiusura di Pulci. Non ci sta a fare da sparring partner la sommatinese, azione personale di Cantavenera che chiude il destro che fa percorrere un brivido lungo la schiena di Manna. Alla mezz'ora ancora ospiti pericolosi con Cannizzaro che da destra serve Vaccaro, chiude troppo il destro il numero 20 ospite. Al 33° azione da manuale del Gigante con Gatto che va in verticale da King, eletto miglior giocatore del mese di gennaio, filtrante per Tripoli che apre troppo il piattone. Al 41° arriva il raddoppio del Gigante, Sfera che arriva da destra, tocco morbido di Gatto che arriva dopo una deviazione sul destro di Marrone che da pochi passi deve solo spingere in rete per il raddoppio e la doppietta personale, tocco visionario del numero 8 ex Milazzo. Agragas che chiude i giochi in 120 secondi, recupero palla ancora di un instancabile Gatto ed apertura parabolica per Ten Lopez che buca Giardina sul suo palo per il 3-0. Riapprezziamo la rete anche dall'inquadratura retroporta grazie alle immagini che ci giungono da Domenico Vecchio. Nella ripresa gara che perde inevitabilmente un po' di ritmo poco dopo l'ora di gioco, destro dal limite di Gatto che si infrange sul legno alla destra di Giardina. Mancava solo la firma di Jama per rendere indimenticabile la giornata. Arriva al 70°, il solito arcobaleno dai 25 metri sul quale nulla può Giardina, 4-0 Agragas. Al 72° ancora una volata fuori area, ancora di Natale Gatto che colpisce in pieno il secondo legno di giornata, anche un po' di sfortuna per il numero 8. Non accade più nulla al Comunale di Aragona, solo il triplice fischio del direttore di gara. L'Agragas schianta la sommatinese con una prestazione maiuscola, mantenendo però invariata la distanza dalla vetta, complice la contemporanea vittoria del Priolo sul campo della Gimnica Scordia. Un saluto ai loro amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.
E come di consueto anche questa settimana nella puntata del giovedì di penalty ampio spazio anche al campionato di prima categoria. Subito il rullo con i risultati, le classifiche e le immagini dei 6 gironi. Il San Pietro saluta il primo posto. Da Tre Mestieri alla gara in casa con l'Atletico Biancavilla, solo un pari per un blackout nei primi 10 della ripresa. I rossoverdi tirano le somme di 180 minuti che adesso spostano in posizione di inseguitrice l'ex capolista del girone E di prima categoria. Riscattare Mascalucia, lo scontro diretto fallito di una settimana fa nei propositi dei padroni di casa, e la spina di testa su angolo di Sapienza e sulla buona strada, opportunamente spianata dal sinistro col compasso di Palmeri al minuto 20 che manda avanti i rossoverdi. Primo gol, e che gol, per l'esterno mancino di casa che lascia presagire belle notizie. La vena realizzativa però termina qui. Moschitta per la spina che in diagonale si rivela impreciso. Poi pure una decisione arbitrale infausta su un fuorigioco fantasma di Moschitta lanciato da San Gregorio, che alla mezz'ora spedisce alto dopo discesa di Petreliti. L'Atletico mette un po' di ansia, Mistretta e soci, ma nei limiti del gestibile. Prima man mano di testa, poi Cosentino cerca il 7 da fuori area generando qualche brivido. Così il primo tempo al Paolo Licandro. San Pietro con un gol di vantaggio e al prontivia subito spazio per Febbraio al posto di Moschitta. E gli ospiti che ricominciano da dove avevano lasciato. Nicolosi prende dall'alto della sua esperienza in mano l'11 di Biancavilla, che al settimo pareggia con un tiro non esattamente irresistibile di Cosentino da notevole distanza. Il momento del San Pietro di fatto è racchiuso in questi primi scampoli di ripresa indigesti. Serrano si fa notare raccogliendo da Carbone, inizia ufficialmente l'assalto per il riscatto del riscatto, ma alla fine non graffia. Assalto anticipato dal secondo cambio di Neri per San Gregorio. A metà tempo Petraliti, la spina suo malgrado mettendoci la faccia, e Febbraio, gran sinistro da fuori, Lazzaro blinda la porta e salva.
Poi ancora Petraliti al cross e un paio di proteste per questo abbraccio non certo amichevole di Mammano su Serrano. Poi Carbone e la Spina e Sapienza pronti a rispondere ma sbattendo sul muro avversario, che viene travalicato sull'asse Serrano-Neri e Serrano-Febbraio per 2 volte nel giro di pochi minuti, ma senza quella precisione che in effetti servirebbe per rompere la ragnatela. Stesso discorso più avanti per la Spina, quando il cronometro va avanti in maniera inesorabile. Il centrocampo, e non solo, costruisce palloni a raffica per gli avanti. Questo di Grasso dalle retrovie per la torre di Serrano porta di nuovo Febbraio in zona tiro. Spuntato, finisce sul fondo, e dove termina la cattiveria offensiva del San Pietro c'è Lazzaro, portiere dell'Atletico Biancavilla, che nel frattempo ha preso le contromisure a Palmeri dopo il gol. Risultato 1-1, solo un punto per il San Pietro che, per ricominciare a vincere, avrà l'obbligo di fare piena posta in palio da Catena Nuova sin dal prossimo appuntamento. Tutto ancora aperto nei 6 gironi del campionato di prima categoria. Vedremo quello che succederà soprattutto a marzo. Tengo a precisare che questa prossima settimana, così come anche la successiva, il campionato di promozione e anche il campionato di prima categoria osserveranno dei turni di riposo. Adesso chiudiamo qui la nostra puntata. Grazie per essere stati con noi. Noi comunque ci vedremo mercoledì prossimo a partire dalle 15:30 sul canale 19 di TVM Palermo, e siamo anche in onda a partire dalle 19:20 sul canale 15 di 7 Gold. A tutti voi una buona serata.